Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora, Fioi, siamo qui per un mazzo bello cazzuto su Magic Online. È un mazzo che lo potete trovare, insomma, con liste fatte anche da gente esperta, gente brava, un po' diverso, soprattutto la side, perché io comunque gioco sempre al meglio di una vittoria, quindi la side non serve, ne ho fatta una, così insomma sotto il video c'è la mia lista, se volete prendere spunto ho messo anche la side, ecco, trovate il link sotto il video. È un mazzo che cioè, ho voluto fare sto mazzo perché amo sta carta, Clotis God of Destiny è veramente stupenda, mi piace un casino e quindi ho detto facciamolo, però chiaramente cambiandolo un po' rispetto a com'è, diciamo quello proprio super competitivo, per carità è forte questo perché ne ho vinte parecchie, però è chiaro che ha delle differenze comunque rispetto a quello tradizionale, soprattutto in sideboard, che ci sono delle carte che tanti giocano invece col mazzo principale, ma tipo il Glory Bringer o l'Oz, ma vabbè, insomma, io voglio fare così, lo vedo più così, mi piace di più così, e ripeto, non giocando poche volte al meglio delle tre, voglio tenere il mazzo così come piace a me, come mi trovo bene io, ecco, dopo ripeto, questo è il bello di Magic per fare i mazzi alla cacchio come vuoi. Vabbè, allora cominciamo, vabbè, le terre sono sempre le solite, insomma, montagne, foreste, terre doppie, shockland, ciao, non mi fermerei troppo. Dopo abbiamo i soliti fulmini per 4 che fanno 3 danni a qualsiasi bersaglio. Arbor Elf che è molto importante, che se la tappo stappo una foresta, che è utile soprattutto con Utopia, che incanto una foresta e quando tappo la foresta mi dà il mana verde più un altro che scelgo io e quindi stappandola creo veramente tanto mana, che è molto utile per lanciare velocemente le bombe. Poi Manamorphose che praticamente aggiungo 2 mana di qualsiasi combinazione e pesco una carta, quindi buonissima anche questa. Poi 4 Blood Moon che è fondamentale, praticamente le terre non base diventano montagne, quindi contro tanti mazzi so veramente cacchiamari per l'avversario. Poi abbiamo il Goblin Rebel Master, ripeto mi scuso sempre per le pronunce ma non mi interessa, nel senso cioè le pronunce comendiane ormai fanno parte del canale. Praticamente tutti gli altri Goblin attaccano ogni turno se possono farlo. All'inizio del mio combattimento crea una pedina 1-1 Goblin, attaccante chiaramente e con rapidità. E ogni qualvolta il Goblin attacca, prende più 1 più 0 per tutti i Goblin che attaccano. Esempio, quindi attacco con lui, attacco con altri 3 Goblin, prende più 4, quindi il suo più gli altri, il 3 degli altri Goblin. Quindi molto forte questa carta che mi piace moltissimo. Poi qua abbiamo Pillage, o Pillage, lascio sempre a voi la scelta. Praticamente distruggo un artefatto o una terra avversaria e non può essere rigenerata, quindi molto forte. Poi vediamo un attimo i Planeswalker. Allora, ho due Chandra. Allora, la prima praticamente parte con loyalty 4 a 0, mi aggiungo un loyalty ai Planeswalker rossi, sempre con 0 creo due pedine elementali 1-1 con rapidità, però devo sacrificarle a fine del turno, e a meno 2 ne posso lanciare un istantaneo una stregoneria con costo di mano 3 inferiore dal cimitero e dopo però l'esilio. Però molto forte perché può essere utile, metti un fulmine in, in cimitero e magari l'avversario ha 3 punti e lo rifaccio con Chandra e vado a vincere la partita, quindi molto buono. Poi abbiamo l'altra Ciandrona che praticamente ha più 1 esilio la prima carta dal Grimorio. Se la casto, posso castarla, se non la casto, Chandra fa 2 danni all'avversario. Poi abbiamo Domri, a più 1 guardo la prima carta, se la creatura la metto in mano, a meno 2 faccio combattere 2 creature, quindi fa da removal diciamo questa abilità, a meno 7 crea l'emblema che le creature che controllo hanno doppio attacco, travolgere, antimalocchio, rapidità e ti possono fare anche il caffè. E parte con Loyalty 3. Questo è uno che non so quanti lo usano sto Planeswalker, ma mi piace, ma fa un culo. Poi le carte fondamentali del mazzo sono la stellare Broodbraid Elf, che praticamente
che dovrebbe essere in italiano l'elfa, elfo dalle trecce rosse, mi sembra. Adesso, mi sembra di sì, sono un po' rimbambito, lo sapete, raga. È sempre difficile per me, è difficile spiegare i mazzi, cioè non ho l'esperienza o comunque la capacità di certi che li sanno tutte le memorie. Io, per quanto mi sto appassionando, cioè, ho tante carte, ho 90 mazzi e tutto, però gli esperti sono altri, ecco, io gioco per divertirmi e cazzeggiare. E per collezionare carte a manetta perché sono un drogato malato. Allora, questa stronzona ha rapidità e a cascata. Praticamente quando la lancio, come si dice, posso lanciare dal Grimorio una carta che è la prima carta che ha costo di mana pari o inferiore al costo dell'elfo. Quindi veramente tanta tanta roba. È fortissima, è una delle abilità più forti a mio parere di Magic. Poi abbiamo Wake Lotus, God of Destiny, che è stupenda, indistruttibile, fino a quando la devozione non è 7, del rosso e verde non è pari a 7, non è una creatura. Prima del combattimento posso esiliare una carta da un cimitero, se è una terra aggiungo mana rosso o mana verde, e l'avversario perde 2 punti vita e guadagna 2 punti vita, cioè è fortissima. Poi vabbè, in side abbiamo, ho messo un po' di carte insomma che secondo me potevano essere utili, ma ripeto, io proprio le side non è il mio. Ho messo Hunger of the Gods, che praticamente faccio 3 danni a tutte le creature in campo. Poi Pyroclasm, che fa 2 danni a tutte le creature. Quindi questi sono utili se ho mazzi, se ho, cioè, gioco al meglio delle tre, vedo che ho dei mazzi che fanno creature a manetta, questi sono utili così, ciao, le saluto tutte quante. Poi il Progenitus, che praticamente posso esiliare, cioè per esempio su mazzi che giocano con il cimitero, così esilio tutto, esilio tutte le carte del cimitero. Poi Kitchen Things, questa quando entra guadagna 2 punti vita e a persistere che praticamente quando muore ritorna. Poi Scavenging Goes che con un mana verde esilio una carta da da qualsiasi grimorio, sì, da qualsiasi grimorio, del cimitero, da qualsiasi cimitero, e se è una creatura prende +1/+1 e guadagna un punto vita, quindi è fortissima. E poi Glory Bringer, che tutti la giocano su sto mazzo, non di side, ma è il mazzo principale, ma ti dico, io preferisco sinceramente giocare altre carte, comunque è fortissima perché ha volare e rapidità, 4/4 e se la stremo praticamente che dopo però il turno dopo non stappa, fa 4 danni a tutte le creature non drago dell'avversario, quindi molto molto forte. Va bene, dai, ho cercato di spiegare, la mia spiegazione di mazzi è un po' così, è un po' curiosa, ma andiamo a giocare che è meglio. Ok, abbiamo trovato l'opponent. Allora, una mano non proprio eccitante, ma proviamo a tenerla, dai. Proviamo, sì, chi se ne frega. Allora, giochiamo subito la shock. Chiaramente no, tanto comunque non possiamo fare niente, così almeno non ci spariamo i 2 punti, perché se pago 2 punti vita, chiaramente la posso giocare stappata. Vediamo questo, vediamo il mazzo di sto porco. Ok. La 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 la. Io direi di giocarmi subito questo, anche se è un istantaneo che posso giocarlo quando voglio. Preferisco giocarmelo adesso. Ok, buono. Ok, così il prossimo turno possiamo stappare una foresta e giocare un mana in più. Perdo un mana, vabbè, insomma, cioè io ho preferito giocarla così perché comunque mi ha accelerato il gioco pescando una carta utile che mi può velocizzare ancora di più il gioco. Allora, vediamo adesso. Cos'è un bianco-blu? Questo mi...
sono talmente tanti i mazzi model che puoi avere qualsiasi tipo di mazzo. Cioè, anch'io bianco, bianco e blu ne ho un casino. Ok. Mm. Ok, allora io sinceramente li distruggo subito una bella terra. Ok, così ci manda un po' a quel paese. Qua non ci serve stappare la foresta perché tanto non possiamo fare niente, lo attacchiamo. Lo rallentiamo, cerchiamo di rallentarlo così che insomma distruggere una terra è sempre pesante i primi turni. Qua ne ho un'altra, anche io partirei così, sinceramente. Ok. Va bene, va bene. Sì, sì, ne proponiamo di cattiveria. Ce ne sbattiamo altamente. Aspetta, magari ecco, magari nella maniera giusta, grazie. Adesso vediamo cosa può fare l'avversario, però sai, se riesco a distruggere un'altra terra è pesantina, per lui, secondo me. Ok. Siamo partiti molto aggressive, chiaramente, perché se posso sfruttare subito il pillage lo faccio subito, perché ti dà, secondo me, un vantaggio importante, cioè se comunque lui al posto di avere 3 mana ne ha uno, cioè, deve avere 3 terre ne ha una, cioè, mi sembra un buon vantaggio. Adesso vedi. Contate questo gioco è 228 carte, cioè, o c'è il mazzo, quello che ce l'ho anch'io un mazzo dove praticamente c'è una carta, un incantesimo che puoi vincere con 200 carte in mano, lo farò vedere, è anche molto carino. Ok, bene, sto solo terra in mano, porca miseria. Però insomma è già 13 perché si è dovuto scioccare alla grande, godo cazzo. Allora, vediamo. Eh... Qua in realtà potrei far di tutto, ma tanto andiamo di questo. Ok. Adesso quando inizia il combattimento creo la pedina che deve attaccare per forza, lui però probabilmente non si difenderà perché non può perdere anche quella. Già ha poche terre. Ok. Molto bene. Per il momento il nostro Clotis ce lo teniamo stretto. Vediamo che si inventa. Ah, oh, fatalità. Una carta che ne abbiamo di side molto forte comunque, ragazzi. Si guadagna anche 2 punti di vita il maledetto. Questa è molto fastidiosa. Speriamo in un bel fulmine, niente. Però, aspetta, aspetta. Adesso in questo caso bisogna lanciare per forza l'elfetta sexy perché ha rapidità e ci fa lanciare un bel fulmine. Dimmi che... scusate, sì, assolutamente. Quindi capite? Cioè... Castiamo gratuitamente, lanciamo un altro goblin. Cioè non mi sembra tanto negativa come cosa. Quindi due goblin. Io attacco con tutto, sinceramente, perché bisogna massacrarlo. Lui prende più 4 per i goblin che attaccano. Adesso per carità lui può difendersi
e la carta gli ritorna anche, però facciamo tanti danni che è quello che vogliamo. Questo comunque è un mazzo che quando le creature dobbiamo giocarle. Adesso ritorna in campo però con un segnalino -1/-1 a 10, ha guadagnato altri 2 punti vita perché è rientrata in campo ovviamente. Vediamo, vediamo. Così. Qua si guadagna altri punti. Fanbrodo. Si è guadagnato altri 2 punti vita. Che è la cosa che mi dà più fastidio sinceramente. Ok, allora, questo ce lo giochiamo intanto. Ok, qua stappiamo la foresta e ci giochiamo un altro goblin. Dobbiamo attaccare, dobbiamo massacrarla. Ok, creiamo altre 2 pedine. Sarà contento. Vabbè, loro attaccano per forza, attacchiamo. Sì, attacchiamo. Quindi già Clotis è una creatura anche, quindi insomma, diciamo che la partita, salvo cose curiose, è nostra, eh. Vabbè, ovviamente lui si difende con... Chiaramente dopo non entrerà più la creatura, cioè, perché non può rientrare comunque a 4, se il segnalino -1 non rientra in campo, magari ne ha un'altra, però comunque a 4 abbiamo il mondo in mano. Adesso Clotis non è più una creatura, chiaramente. Però, insomma, se non ha una rimozione che mi rimuove tutto dal gioco, la vedo durezza per lui, insomma. Beh, qua in realtà possiamo anche rimuovere questa. E perde anche 2 punti vota, perché ricordate sempre che sono 2 punti vota. Ok, mettiamo anche Ciandrona, molto sexy. Abbiamo vinto, abbiamo massacrato, cioè, come potete vedere se c'è cioè, se gira è un mazzo bello arrogante. Facciamone un'altra, va. Ok. Mm. Mano non bella, però la rischio. Anche lui, no, se sto mazzo rido. Non è veramente una bella mano questa, però cazzo ancora terra. Dio santo. Vabbè, si rischia, cioè quando ho tante terre io tendenzialmente comunque ci provo. Perché non si sa mai. Perché se dopo cioè comunque adesso poche terre, cioè se è una terra quasi mai, salvo mazzi veramente iper rapidi, ci muligo sempre. Però con ho tante terre, fatalità ho anche tutti rampini, robe che mi danno la possibilità di creare ancora mana, sì, diciamo che è un rischio, però vedo che anche lui, bene o male, è così, quindi finché anche lui è così, io sono tranquillo, sinceramente. Ok. Ok. E mettiamo rosso. Vabbè, per il momento non facciamo altro. Comunque non riesco a fare anche Domri. Adesso vediamo cosa ci tira fuori. Oh, madonna. Classico elfo. Che dà mana. Ecco, questa è un po' una rottura, perché questa è praticamente rapidità e prodezza, che quando lanci un istantaneo, una stregoneria prende +1/+1. Quindi spero di beccarmi una bella rimozione.
Eccola, vedi? Adesso avete fulmine, il maledetto. Mi toglie via anche coso. E si prende più 2. Vaffanculo. Che bello. Io giocherei così. Allora io farei così, sinceramente. Vediamo se è fattibile. Ok, abbiamo stappata, giochiamo questo. Questo. Ok, mettiamo lui che mi fa 2 creature attaccano. E gliel'ho seccata e godo. Che è molto molto fastidiosa. Adesso creiamo la pedinona. Vabbè, adesso qua chiaramente ce ne facciamo poco perché si può difendere tranquillamente. Non muore la mia, non muore la sua. C'ho tanta difesa, vediamo, dai, vediamo con calma, raga, con calma, relax. Lui ha 2 carte in mano, anche io 2, vediamo cosa ha lui però. Ah, questa può essere una bella bombona. Ecco, un bel drago maledetto. Questa può essere fastidiosa. Paghiamo, li rischiamo. No, creatura, beh, chiaro, solita sfiga. Però abbiamo un fulmine che può esserci utile. Pare che lui però comunque da più 1 più 0 a fine del turno. 6 a 4. Ok, quindi vabbè, insomma non ci preoccupa più di tanto. Ok. In realtà è un po' un rischio perché è vero che attacchiamo, però anche è vero. Vabbè, se vuole difendersi comunque perde, non penso che il drago non lo perde. Ma invece sì. Vuol dire che ha qualcosa di grosso in mano. Non me l'aspettavo questa, sinceramente. Per carità, oh. Sarà lui l'esperto, adesso magari mi beffa così, però. No, o ne ha un altro. Crea 2 pedine 0-1. Le sacrifiche, c'ha un mana in colore, ok. Va bene. Il Kozilek. Qua veramente, cioè, per carità, la difesa ce l'ha, ma cioè, io che ho bisogno di picchiare velocemente è un po' fastidiosa. Aspetta, io questa gliela togliamo subito. Proprio tranquillata, proprio non ho neanche voglia di star là a pensare. Vediamo cos'è. E beh, ovviamente altra terra, quindi non positiva la cosa. Vabbè, noi abbiamo poco da pensare, sinceramente. Però non attacco con il goblin, attacco solo con le pedine. Vabbè, solita e le altre prende, chiaramente. Ok, va a 15. Dai, se io pesco un'altra. Bella. Questo non ha pescato altro e concede. Facciamo un'altra. È andata anche bene. Ok ragazzi, abbiamo trovato l'avversario e vediamo un po'. L'opponent, perché scusate, bisogna dire opponente è più bello, non si può parlare in italiano, bisogna dire opponent. Allora, qua abbiamo. Vabbè, la teniamo, dai. La teniamo, la teniamo. Oh, ma una bella Blood Moon.
Dai, cacchio. Dai, veloce, che non possiamo perdere tempo. Ok. No, che pippone che sono, devo giocare la Stomping, che dopo non pagavo i 2 punti di vita. Ah, inizio un po' curioso. Inizio vaneggioso, va bene, dai. Speriamo non sia... Allora, se perdo per i 2 punti di vita, bestemmio in cecoslovacco o medio. Anzi, cosa ti dico? Rischiamo, andiamo un po', anche se il mio mazzo comunque è rapido, la rischio. Ma sì, ma chi se ne frega? Cioè, non ce ne frega una mazza. Attenzione, questo si cerca 2 terre e ne ha già 4, questo vuole fare qualcosa di grosso. Ok. Ascolta, visto che ha tanto bisogno di terre, ne secchiamo una. Scusa. Rallentiamolo, visto che da quello che ho capito ha bisogno di terre. Ok. No, questa la togliamo subito. Anche se lo giochiamo il nostro turno ce ne fottiamo. Io gli faccio anche il secondo. No, non posso farlo, scusate, non è vero. In realtà posso con mana, ma mana morfosa, ma aspetto. Tanto mettiamo Clotis. Che così è contento. Ok, lui non gioca nulla, quindi adesso vuole forse counterare, speriamo di no. Allora, forse potevo giocare diversamente. Potevo togliere la creatura e cominciare a far danno. Vabbè. Vediamo se neutralizza. Sì, diciamo soprattutto tenere i 2 mana liberi se c'ha il Mario. Ok, me la countera il figlio d'Androcchia. Maledetto. Che culoso. Puoi andare vecchio perché non è cattiveria, ma dovrei giocare io, cioè. Ma cosa devi pensare? Hai fatto quello che devi fare, basta. Mamma mia. Ma ti fa davvero? Boh. No, no, questo, cioè, boh. No, ma... Crondor, proprio un grande sei. Ma ti dai una mossa? Niente, questo proprio... Ci ha rotto i maroni.
Boh, questa non l'ho capita. Bene, vabbè, insomma, cioè, questa partita diciamo ha poco senso. Diciamo comunque le prime due partite sono quelle che fanno un po' più di affidamento, ecco, cioè, siamo stati un po' sfortunati nel trovare personaggi un po' curiosi. Va bene, raga, un saluto al comandante veneziano, alla prossima e ciao!